Genesi capitolo 11. A Torre Babele. Tanto in tutta la terra si parlava una lingua sola e usavano tutto quanto le stesse parole. Spatriando davanti tutti gli uomini arrivando in una schianata chi nei paesi sinear e là si fermavano. Certo culata cominciano a rigere all'altro. Venite, mettiamoci a fare mattone e cuciniamo dentro il fuoco. Un mattone servette loro come prete e a pesce come cemento. Poi si ricettano. Venite, fravaghiamoci una città e una torre, a cima soia da rivangiela e facciamoci un nome per non ci sparpagliare più un coppa a tutta la terra. Ma Signore scendette a cielo per vedere che la città e che la torre, che tutti gli uomini stavano ai zanne e ricette. Ovvicano, ma loro sono diventati un popolo solo e parlano una lingua sola. Questo è solo principio e l'opera a loro, e ma quanto tenono in capo e fa, non sarà difficile a loro. Scendiamo perché se imbrugliamo la lingua a loro, perché non capiscono più l'una a lingua nata. A così il Signore sparpagliai là tutti gli uomini con la faccia della terra, e questi non continuavano più a fravgare la città. E proprio perché sta chiamando Babele, perché là il Signore aveva fatto imbrugliare la lingua in coppa a tutta la terra, e là il Signore facette sperdere in coppa a tutta la terra. Antenate Abramo, che si era discendenza di Sem. Sem teneva 100 anni quando nascette Arpaxad. Erano passati già 2 anni dopo quello dell'Ubio. E Sem che aveva fatto nascere Arpaxad campai 500 anni e facette nascere di figli e di figlie. Arpaxad teneva 35 anni quando avette Selach e campai 403 anni, facendo nascere di figli maschili e di figlie. Roppa nascere e Arpaxad. Selach teneva 30 anni quando nascette Eber e campai purissa 403 anni e facette nascere di figli e figlie, roppa nasce da Eber. Eber teneva 34 anni quando avette Pelec, e roppa nasce da Pelec, campai 430 anni, e facette nascere di figli e figlie. Pelec teneva 30 anni quando avette Reu, e campai roppa nasce da Reu, 209 anni, facendo nascere di figli e figlie. Reu teneva 32 anni quando avette Seruc. Reu, roppa nasce da Seruc, campai 207 anni e facette nascere di figli e figlie. Seruc teneva 30 anni quando avette Nacor, e roppa nasce da Nacor. Seruc campai 200 anni e facette nascere di figli e figlie. Nacor a 29 anni avette Terach, e roppa nasce da Terach campai 119 anni e facette nascere di figli e figlie. Terach teneva 70 anni quando avette Abram, Nacor e Aran. Che era discendenza di Terach? Terach facette nascere Abram, Nacor e Aran. Aran poi facette nascere Lot. Aran poi murette innanzi a suoi Terach, proprio in quella terra, ad era nata e cresciuta, in da città Eur, re Caldeia. Abram e Nacor sono Zurain. A moglie di Abram si chiamava Sarai e a moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, che era padre di Milca e padre di Isca. Sarai non teneva figli e non doveva manco avere. Poi Terach piai Abram, o figlio suo, e Lot, che era figlio di Aram, o figlio del frate suo e Sarai, a nora sua, perché era la moglie del figlio suo Abram. E ascetta insieme con loro in da città Eur, re Caldeia, e se ne jette in due paesi Canaan. Quando arrivarono a Carran, la si fermarono. Terach campai 205 anni, e murette in da terra e Carran.